rieccoci qua insieme. Abbiamo una telefonata, se non erro, pronto? Salve, pronto, Buongiorno, da dove chiama? Da Ferrara. Prego, buongiorno. Salve, volevo sapere, lì se sbaglio parlate del commercio, dell'economia, dico bene? Sì, attività commerciali. Sì. Sì, volevo sapere per quanto riguarda con i paesi dell'est, se specialmente per la Repubblica Moldova, se ci sono stati degli sviluppi negli ultimi anni per quanto riguarda il Veneto, nel settore proprio del commercio, di commercianti eccetera, di aziende in Repubblica Moldova, e com'è la situazione là dal punto di vista di pressione fiscale? Non credo che, siccome riguardano il territorio veneto, veneziano in particolare, non credo. Comunque provo a vedere se c'è qualche progetto di cooperazione. Grazie del suo intervento. Grazie. A conoscenza di qualche cosa siete? Sinceramente a livello regionale non ho avuto notizia di particolari progetti di sviluppo su questo. Comunque non mancheremo di informarci e dare una risposta alla telespettatrice sicuramente. Infatti. Settore moda, della Moldova non ci sono? No, io credo che lì si ricolleghi tutto con un discorso camerale, con gli uffici per il commercio estero, per cui diciamo che non siamo in grado di dare fatti delle risposte, neanche il settore meno. Posso solo dire che appunto l'Est è comunque da sempre per la cultura e per la lettura superiore, se vogliamo, no? Rispetto all'Italia, se non altro, e quindi sono forti lettori. Noi a Venezia percepiamo molto questo, perché abbiamo sia appunto badanti ma anche comunque turisti che ci chiedono libri in cirillico per quanto riguarda i russi, o anche comunque in caratteri latini, in rumeno, e purtroppo l'offerta è estremamente limitata. Noi abbiamo importato qualcosa, ma ovviamente è molto complicato, quindi posso dire solo questo. Ci sono mercati emergenti che senza dubbio sono fattori di interesse per molti, perché tanti, se si aprono delle aperture, possono essere degli sbocchi ulteriori. Purtroppo se non si muove l'economia interna, tanti guardano anche oltre confine per vedere, chissà che non ci possa essere qualche opportunità, quindi questo è un dato di fatto. Allora, ritornando a noi, puntando l'attenzione adesso sul settore moda, abbiamo parlato un po' dei saldi, abbiamo visto un po' quale può essere un trend che si auspica positivo. Volevo chiedere gli outlet, questa è un'altra questione, un altro nodo focale, quindi la valorizzazione dei centri naturali rispetto se ancora c'è la competizione con invece i centri artificiali, i cosiddetti outlet, insomma. Diciamo che innanzitutto che noi non abbiamo nulla contro gli outlet, intendendo dire che molti dei nostri associati hanno dei negozi, per così dire, tradizionali nei centri storici. Va detto che per fortuna c'è una tendenza anche qui positiva, molti consumatori stanno tornando volentieri al negozio, come dire, sotto casa, quindi di prossimità. Di prossimità. Questo perché? Perché riteniamo di dare un'offerta, diciamo, un'assistenza diversa al cliente, più accorta, più attenta, diciamo. Vogliamo essere e siamo dei consulenti anche per il consumatore, quindi il rapporto qualità-prezzo alla fine è premiato. Ci sono state molte iniziative dei comuni e anche di Confcommercio che messe assieme hanno portato, con delle manifestazioni particolari, hanno riportato parecchia gente nei centri storici. Non tutti entrano nei negozi come auspicheremo, ma siamo nella buona strada. Detto questo, per quanto riguarda l'outlet, ci sono anche qui delle lamentele un po' da più parti della regione, perché qualcuno si chiede perché mai si debba impiegare la forza pubblica come la protezione civile e non solo per dirigere il traffico all'interno dell'outlet. Cioè di strutture private, insomma. È una struttura privata e lì dovrebbe esserci stata una programmazione in termini di piano regolatore, per cui doveva essere previsto anche il flusso, pertanto dovrebbero modificare di suo i flussi per non disturbare il traffico diciamo, della circolazione normale, anche nei giorni di punta, come per esempio avviene nei centri commerciali, che la viabilità è anch'essa magari un po' più compressa, ma regge bene. E detto questo, ci sono dei flussi anche negli outlet importanti, continuano ad essere importanti, ma comunque sembra che il grande traffico che c'era stato fino alle scorse stagioni sia un po' più ridotto, che anche l'outlet soffra
un pochino una situazione, diciamo, che sta cambiando un po' per tutto il mercato. Ecco, per quanto riguarda anche il prodotto venduto, la qualità di prodotto, forse molti si sono resi conto che la qualità non è la stessa del prodotto che compri magari nella boutique di marca, non te lo potrai magari mai permettere, però la differenza si percepisce ed esiste, c'è proprio la linea dedicata all'outlet che presenta dei nei, non dire un poco conto, no? A questo punto è meglio avere il capo non di firma, però buono, comprato in un negozio al medesimo prezzo di quello che ha soltanto la posizione del marchio e della firma, però non è più tanto buono. Ragione, giusto. Qui si apre un tema importantissimo. In effetti la Regione Veneto con una legge, la legge 50 del 30/12/2012, ha sancito che l'outlet può fare una produzione dedicata per l'outlet. Questa mi suona, almeno per usare un eufemismo, strana la cosa. Quindi se io vado nell'outlet dovrei trovare un prodotto di firma garantito tale quale quello che trovo in negozio, sperando di fare un affare migliore. Evidentemente no. Così non è, perché se fanno persino una produzione dedicata con una legge che è stata dedicata agli outlet per consentirgli di farla, e qui si mettono in discussione molte cose, soprattutto il prezzo iniziale del prodotto, perché l'outlet parte con un riferimento, diciamo, del prezzo iniziale della che boutique si riconduce a quello della boutique. Che la stessa cosa non è. Che non è la stessa cosa, perché non è neanche. Poi uno sconto sullo sconto, secondo me, crea, diciamo, un po' di turbativa sul mercato e confusione nel consumatore. Ecco, questi sono tutti indicatori che dovrebbero trovare riscontro in una regolamentazione diversa anche o forse anche nella conoscenza da parte del pubblico. La interrompo solo un attimo, mi un'altra telefonata. Pronto? Pronto? Sì, buongiorno, pronto? Da dove chiama? Da Mantova. Prego. Franco, c'è l'outlet a Mantova, che è molto famoso, all'uscita dell'autostrada di Mantova a sud. Ma lì, come in tutti gli outlet, siccome che in Italia non è un paese legale e non è un paese civile, a differenza di Austria, Germania e Svizzera, si prende o si fa passare per outlet la roba di firma che dovrebbe essere di 3 anni prima. Ipotesi, Valentino Trossardi l'ha messa nel 2009 e te la trovi nell'outlet nel 2012 o nel 2013 o nel 2014. Invece cosa succede? C'è qualche sparso di vecchia data, poi ci sono i tarocchi, i falsi, oppure ci sono dei prodotti non di marca, rigorosamente made in Cina o Perù o Bangladesh, che non si sa di che tipo di prodotti sono, e soprattutto anche quelli che sono originari, crede che siano fatti in Italia. Su 30 griffe italiane, 1 o 2 produce in Italia e gli altri 28 producono in Cina o in India o in Bangladesh o cos'è quella vicino dove c'è stato lo tsunami. Cioè, in Italia è inutile, non c'è sicuro niente. Basta vedere questo governo che cosa sta facendo, macelleria sociale. Oggi, stamattina su Rai 3 si è presentata la Fornero, cioè ha avuto un bel coraggio. La Fornero con i disastri che ha fatto si è presentata in una TV nazionale e io ci dovrei pagare il canone, ma manco morto, mai pagato, mai lo pagherò. Guarda che io sono un personaggio che non vede l'ora di andare via da questo paese, che non oso come definirlo, è una dittatura di sinistra, ma fatta anche male. Fosse fatta anche bene, magari Cuba è già meglio. Cuba e Cina, secondo me, è già meglio dell'Italia, perché l'Italia è una dittatura di sinistra, fa schifo, fa male, così dove prende, no? Quando il cacciatore spara all'impazzata perché non sa che pesci pigliare, spara a caso. E lo stesso sono questi politici che abbiamo abusivi, perché sono stati messi lì, non con una valutazione, ma con un colpo di Stato soft fatto dai poteri forti mafiosi politici di sinistra che abbiamo in Italia da 60 anni.
Grazie molte, non è stato chiarissimo, vogliamo anche di rispondere, grazie molto. Allora, qui ha introdotto diversi temi, giustamente nella rabbia manifestata per la situazione. Tra l'altro il made in, e quindi la chiarezza che ci sia made in Italy, fatto in Italia con prodotti di un certo tipo, oppure no, e questa è una cosa molto importante. E poi effettivamente anche la comunicazione, la chiarezza, la trasparenza, che certi luoghi non vendono il prodotto di moda, qui si collega anche un po' al discorso dei saldi, ma prodotti che effettivamente sono di stagioni precedenti. È più facile e percepibile per i capi femminili, perché sarà perché le donne sono più attente, io lo noto, o perché sono talmente palesi le mode per le donne. Per il capo classico, il capo maschile, cioè 100 anni che sempre gli uomini vestono più o meno sempre uguali, no 100 no, però insomma poco manca, per cui non fa differenza una giacca di 5 anni fa o di adesso, è proprio minima la differenza, però effettivamente esiste questo discorso. Vogliamo dire due parole anche relativamente a questo, al Made in Italy, la tutela, esistono, cioè quando c'è scritto Made in Italy, ma è fatto in Italia o è fatto in qualche provincia della Toscana da cinesi dentro Allora, vede, parlando anche di cultura sotto quello che è l'aspetto della gestione del settore moda, ci sono stati degli interventi a carattere europeo che hanno condizionato e obbligato un certo tipo di etichettatura, laddove è possibile identificare il produttore. Quindi se italiano, oppure se il prodotto è stato fatto nella comunità europea o se il prodotto è stato fatto non nella comunità europea, quindi extraeuropeo. Qui c'è stata una diatriba molto forte in Parlamento europeo, adesso ci dovrebbe essere un iter che riconduce alla legiferazione a nuovo del Made in. Quindi è una cosa fortemente voluta dall'Italia, perché è produttore di moda, di abbigliamento, e anche dalla Francia. Spingono molto meno gli altri paesi perché non sono produttori moda. Quindi noi speriamo comunque, attraverso i nostri parlamentari, di riuscire ad avere questa regolamentazione per cui ci sia di nuovo l'obbligo di scrivere Made in China, perché adesso non c'è, è stato tolto. È stato tolto, è stato quindi tolto. Quindi il consumatore... ma non ci può essere scritto Made in Italy però? No, Made in Italy può essere sicuramente scritto, anzi il produttore italiano che commercia in Italia ci tiene a scrivere Made in Italy, soprattutto se commercia anche all'estero. Però Made in China... No. Made in China non c'è più l'obbligo. Noi speriamo che questo obbligo venga ricostituito entro il 2014, perché questi sono gli indicatori, diciamo. Assolutamente, perché noi ci ritroviamo soprattutto nel negozio tradizionale, dove dicevo poc'anzi che molti clienti sono ritornati, molti, io direi quasi tutto, soprattutto le donne, guardano l'etichetta, guardano se c'è scritto Made in Italy. Ma è verissimo. Perché? Perché soprattutto noi dobbiamo tutelare il consumatore lo deve sapere, questa è una cosa molto importante, che determinati capi prodotti all'estero non sono una garanzia in termini di salute, perché vengono prodotti utilizzando dei coloranti che in Italia e in Europa sono stati banditi 60 anni fa, come la trementina e altre sostanze che sono cancerogene poi alla fine. No, la cosa che io l'ho notato anche in alcuni capi che appunto speravi che fossero di una certa garanzia perché c'era una firma, c'era un qualcosa e noti, parlandone anche con altre persone così, è la stessa cosa, hanno le cuciture che hanno solo un filo di cucitura fatto con una macchina da cucire che non so di che secolo possa essere, anzi del recentissimo secolo, che non batte neanche i punti bene per cui si sfilano tutti. Dio non voglia che hai questi belli abitini che pensi che sia essere e ti siedi e ti si strappa, ti si scuce perché hanno delle cuciture terrificanti. È estremamente imbarazzante. Succede a molte persone, sono capi venduti come capi di firma, in realtà hanno proprio delle cuciture minimali. E quello c'è scritto Made in Italy, ma io dubito che sia Made in Italy, sarà fatto da cinesi in Italia, con una qualità che a questo punto veramente discutibile, capi da uomo vestiti da uomo che hanno la stessa cosa o che si strappano subito. Non esisteva una volta un capo da uomo che si strappasse con grande facilità e allora lì uno dice ma se c'è scritto Made in Italy dove? E allora non è neanche più questo garanzia di qualità, cioè le persone, anche il nostro telespettatore prima ci ha fatto capire come faccio a avere garanzia che quello che viene fatto qui è qualità. Quando succede questo, quando poi vai negli outlet e comunque come diceva lei spendi, perché non è che ti regalano le cose, anzi magari, e poi ti trovi questi bidoni tra virgolette. Allora io direi una cosa, che il Made in Italy, trovando anche l'obbligo adesso il produttore
di dover scrivere il proprio nome nell'etichetta e c'è la tracciabilità del capo, quindi io posso il nome, anche c'è attenzione arrivare. anche a questo, dà sempre dei validissimi suggerimenti. Nome Quindi, sull'etichetta quindi è molto importante. Mi dica altre due cose, abbiamo un'altra telefonata. Certo, va controllato il nome del produttore nell'etichetta, cioè il nome e anche l'indirizzo, perché di legge d'obbligo deve essere citato. Questo è importante. Quindi se il consumatore tiene ben presente queste cose qua e vuole un prodotto garantito made in Italy, ha la possibilità di controllare e di acquistare quel prodotto. Dopo dobbiamo tenere presente anche quella questione che va calpestata normalmente, che sono i diritti umani. Noi abbiamo dei luoghi di produzione, abbiamo visto a Firenze che quel cinese è morto aggrappato alle sbarre. Quindi responsabilità sociale in fondamentale. Italia non dovrebbe succedere. Assolutamente. Scusi, la interrompo un attimo, abbiamo un'altra telefonata che è in attesa. Pronto? Sì, buongiorno, io sono Pavanello da Belluno. Sì, buongiorno, prego. Volevo dire la mia, credo che non ci sia molta coerenza nel parlare. Da una parte si dice, ma gli italiani così, noi siamo indietro, noi così, noi colà. Poi quando si tratta di prodotto firmato, ma se non è made in Italy allora non è da fidarsi. Ma allora o noi siamo coerenti che siamo bravi oppure non lo siamo bravi. Quando sappiamo benissimo che le nostre istituzioni controllano quello che controllano, camuffano, e non c'è certezza, perché credo che acquistare anche in un negozio di firma a Milano non ci sia mai la certezza che l'Italia sia una nazione dove il controllo viene fatto nella maniera più giusta. Per cui credo che da parte degli italiani, made in Italy o quasi made in China, ci sia poca differenza nel pensiero, perché non abbiamo certezze. Le nostre istituzioni non sono istituzioni affidabili. Affinché c'è la domiciliazione anche legale in una determinata città e non può intervenire chi è da un'altra città, non avremo mai il controllo sul controllato. Io personalmente delle istituzioni italiane non mi fido, vedo che il prefetto è sempre meno potente e comunque questo è il mio pensiero. Chiarissimo, no, la ringrazio molto del suo intervento. Controlli perché tutto questo venga a verificarsi, poi anche il discorso del lavoro, insomma, giustamente i telespettatori sono molto attenti da questo punto di vista. Provo a riprendere le ultime due domande dei telespettatori perché incrociano il tema dei controlli e del made in. Forse è opportuno fare una piccola precisazione che aiuta a chiarire il campo e a togliere alcuni equivoci. Brevemente, etichettatura. Esistono due tipi di etichettatura fondamentale, l'etichettatura di produzione e l'etichettatura di composizione fibrosa. Per quanto riguarda l'etichettatura di produzione, ad oggi in Italia, è quella che si richiama il codice del consumo, c'è l'obbligo da parte del produttore di indicare in etichetta la ragione sociale e la sede legale del capo. Pertanto tutti noi abbiamo il diritto, e consigliamo ovviamente di farlo, di verificare in etichetta chi ha fatto quel capo e da dove viene. Per quanto riguarda invece la composizione fibrosa, prendo riferimento a quanto diceva prima il Presidente Gabriele su capi con tessuti tossici o coloranti tossici, eccetera, c'è solamente l'obbligo di indicare in italiano e in percentuale decrescente i componenti, appunto le fibre che compongono il capo. Poi ci sono altre etichette facoltative, quelle sul lavaggio, eccetera. Ora, detto questo, un conto è parlare del rispetto degli obblighi di legge in etichetta. Qui abbiamo i nostri commercianti che per primi abbiamo sensibilizzato sull'importanza di verificare i capi che ricevono dai fornitori. Prima cosa, quindi noi stessi stiamo formando e informando sempre più i nostri associati su questo aspetto. C'è una collaborazione importantissima con le forze dell'ordine che ringraziamo, la Camera di Commercio, la Guardia di Finanza e tutti gli enti preposti a controllare i capi di abbigliamento. D'altra parte però, per quanto riguarda invece il discorso della qualità che i telespettatori citavano, è il momento di distinguere, nel senso che un conto è l'adempimento degli obblighi di legge in etichetta, un conto è la qualità di un capo, che sia o non sia made in, che ci sia l'obbligo di indicare o meno se viene prodotto all'interno dell'Unione Europea o fuori, la qualità, la nostra risposta, è che viene garantita dal nostro commerciante. Cioè uno degli inviti che noi facciamo, ma certo, il commerciante nel momento in cui vende il capo, a differenza di un outlet, a differenza di una grande distribuzione, ci mette la faccia. La qualità è innanzitutto la qualità del servizio, la qualità di chi viene lì, ti chiede che cosa desideri, ti dà un consiglio su quelle che possono essere le tue esigenze. Pertanto non è possibile pretendere che in etichetta ci sia una garanzia della qualità. In etichetta deve esserci un rispetto della legge e una garanzia, diciamo, di non tossicità, quindi di salubrità di ciò che andiamo a indossare. Detto questo, il riferimento per il nostro caso è al commerciante, solamente di lui ci si può rivolgere per avere una qualità di ciò che si chiede. Chiarissimo, il tempo vola. Libreria storica, la Toletta, luogo anche di ritrovo, non solo letterario ma culturale, sociale, come punto di aggregazione. Sì, lo è stata
negli anni, lo è stata da quando è nata, sostanzialmente anche grazie al fatto che siamo nella zona universitaria, nella zona più ricca di scuole di Venezia, e quindi era giocoforza che appunto si creassero tra i professori, gli alunni, dei momenti che tanti clienti di un tempo ricordano proprio anche come momenti vivacissimi negli anni 70, veri e propri anche scontri politici, ideologici all'interno del negozio, ovviamente sempre verbali, logicamente, non c'erano toni che può essere volavano. anche un suggerimento per una rinascita di tanti luoghi Assolutamente che stanno sì, morendo. al di là della mia battuta infatti di quello che parla del passato, parliamo del presente, del fatto che appunto la libreria deve sempre di più, anche la libreria indipendente, per differenziarsi dalle librerie di catena, per differenziarsi dalla grande distribuzione, deve sempre di più dimostrare di essere un luogo appunto dove si parla e si fa cultura. Ben vengano quindi le presentazioni dei libri, ben vengano, questo è regolamento recentissimo del Comune di Venezia, la possibilità di aprire una caffetteria, un caffè letterario, un bar all'interno delle librerie, cosa che noi appunto sfrutteremo e tra poco finalmente riusciremo ad aprire il primo caffè letterario di Venezia. Questo succede già in molte città meno complesse di Venezia dal punto di vista delle autorizzazioni amministrative, e si dimostra che è veramente un vero e proprio ossigeno per la libreria, perché consente di mettere insieme delle cose che poi alla fine tutte insieme contribuiscono a fare proprio il concetto di cultura e di sociale che la libreria deve per forza portare avanti. Questo è il futuro. Assolutamente, ancora qualche minuto solo da dedicare al libretto che cerchiamo di portare sempre un po' in auge, perché parla di ricette della tradizione veneziana e non solo veneta in generale. Moecche per esempio sono un suggerimento per la prossima stagione quando arrivano, ma tanti altri, e inoltre l'indicazione dei luoghi dove questi prodotti si possono degustare, ancora preparati come una volta, no? Ma certo, oggi stiamo parlando di cultura declinata nell'abbigliamento con il Dove made in. abitano le ricette, questo è il libricino, vediamo anche se possiamo vedere delle immagini dalla regia. Grazie. Dicevo appunto, parliamo di cultura declinata nel settore delle librerie, declinata nel settore moda. Ecco, una delle cose importanti è declinata anche nel settore della gastronomia e della ristorazione. Provo a riallacciarmi per un secondo ad un messaggio che ho visto prima da un telespettatore in merito alla capacità di saper intercettare gli investimenti da parte degli stranieri. Ecco, forse... Sì, infatti, giusto, anche quello. Sì, infatti. Se ci rilacciamo al tema della pressione fiscale, si capisce che si fa fatica ad avere voglia di venire a fare imprese in Italia. Però se pensiamo invece ai prodotti turistici che l'Italia, e nel nostro caso la provincia di Venezia, sa esprimere, allora forse persone che vengono in Italia le attiriamo e le sappiamo attirare da sempre. Tra questi direi che la gastronomia è certamente e l'agroalimentare è uno certamente dei pilastri sui quali possiamo costruire la nostra offerta turistica. Peraltro il tema è quanto mai attuale, perché l'Expo 2015 è alle porte e sarà centrato esattamente su questo, sul food, sull'alimentazione e sulla ristorazione. Questo libricino che abbiamo realizzato alla fine dell'anno scorso si chiama Dove abitano le ricette. Volutamente non vi sono punti di domanda a seguito del titolo, perché abbiamo le idee molto chiare su dove abitano le ricette. Le ricette abitano nel nostro territorio. Infatti all'interno della provincia di Venezia abbiamo individuato circa una cinquantina di ricette di piatti tradizionali che sono stati segnalati dai ristoratori che hanno almeno 2 generazioni di attività alle spalle. Pertanto questo è un libro scritto a più mani, perché abbiamo diverse decine di ristoratori che hanno contribuito a realizzarlo e che in ogni caso rappresentano l'interezza della cultura gastronomica che abita il nostro territorio. Diciamo che vi abita perché una delle cose interessanti è che le varie ricette possono essere declinate anche con un'interpretazione diversa a seconda di dove sono state fatte, e per questo motivo anche nel nostro sito internet è aperta una sezione dedicata appunto agli appassionati, a coloro i quali amano la cucina, nella quale possono inviarci la loro ricetta della tradizione e precisare come loro la interpretano. Chiaramente. Sito internet che è? Confcommerciovenezia.it www.confcommerciovenezia.it. C'è una sezione sia in home page sia in una bacheca dedicata, interattiva, dove chi da casa ha letto, diciamo, questo libricino che è scaricabile dal sito e ha trovato si può anche scaricare dal sito, benissimo, quindi con delle ricette buonissime. Assolutamente. Anche qualcuna. E chi ha detto, non so, magari le seppie con nero alla veneziana, ma mia nonna mi aveva insegnato a farle diversamente. Perché stavo guardando proprio qui. Ecco, deve essere l'ora che faccio un competito. Mi ero immersa nella realtà. Esatto, c'è una sezione dedicata. Qua dice 1 chilo di seppie, una cipolla, 2 spicchi d'aglio, una foglia d'alloro facoltativo, un ciuffo di rosmarino facoltativo, mezzo bicchiere di olio extravergine di oliva e sale. Questi gli ingredienti, poi c'è la preparazione.
E ecco, questa ricetta qua per esempio ognuno può averla declinata in modo diverso. Certo, e abbiamo intenzione di realizzare a fine anno una specie di concorso, di contest, nel quale i telespettatori che ci avranno scritto al sito inviandoci la sua interpretazione della ricetta potranno cimentarsi in una gara tra appunto giudicati poi anche da una giuria di giornalisti. Pertanto c'è proprio una sezione interattiva del nostro sito confcommerciovenezia.it nella quale ognuno può mandare la propria interpretazione della ricetta tradizionale. È bella questa cosa qua, è un modo anche per quanto riguarda invece i ristoratori che sono stati scelti, e qua rispondo con grande ritardo a delle mail che erano arrivate quando avevamo presentato già in precedenza questo simpatico libricino. Qua vediamo la ricetta, se non sbaglio, delle moeche, che quindi anche vabbè, molto molto interessante, soprattutto visto l'orario. E qui dove abitano le ricette, percorsi tra i sapori della provincia di Venezia, a cura di Giampiero Lorato, edito dalla Confcommercio, ci sono indicati dei ristoranti, delle trattorie del territorio storiche. Con che criterio sono state selezionati? Ci chiedevano i telespettatori. Perché alcune e non altre? Forse qualcuno addetto ai lavori che si è sentito escluso in qualche modo ha reclamato. Allora, intanto diciamo che questo è il primo passo di un progetto più ampio che abbiamo, nel quale ci sarà possibilità di coinvolgere tutti gli associati. Il libro non è una guida ai ristoranti, è un ricettario e quindi i protagonisti sono le ricette innanzitutto. È chiaro che le ricette nel nostro territorio vengono scritte appunto secondo tradizione dai nostri nonni, dai genitori, da coloro i quali le hanno tramandati, ma poi anche da quella che è la nostra seconda casa, diciamo, la nostra seconda cucina, che sono appunto i ristoratori. In questo senso tutti i ristoratori che in provincia di Venezia, e quindi il primo criterio è stato provinciale, l'ambito provinciale, hanno dato la disponibilità a comunicarci le proprie ricette, non solamente comunicandole i nominativi, ma anche scrivendole, perché una delle difficoltà è tante volte riuscire ad ottenere i segreti dei cavalli di battaglia. Quindi c'è qualcuno che si è sbilanciato, che ha mostrato, qualcuno ha rivelato i segreti, insomma, della cosa. Qua vediamo alcuni segreti svelati. Quindi. Esatto, perché non tutti magari ti comunicano la completezza degli ingredienti piuttosto che la completezza della preparazione. E invece coloro i quali hanno appunto dato queste informazioni sono confluite in questa pubblicazione che, ripeto, vuole essere un primo passo in una strategia di rilancio complessivo della ristorazione e soprattutto della valorizzazione dei nostri ristoranti come i veri difensori della tradizione a tavola. Anche il concorso che abbiamo aperto appunto con i telespettatori, con gli internauti, per vedere la loro interpretazione della tradizione a tavola, mira poi a valorizzare la ristorazione che abbiamo in casa. Ecco, settore ristorazione e libri, qui mi collego anche alla vita, sembra che sia un settore che tiri, anche le immagini che vedevamo, io invito la regia a lasciarle in onda perché sono molto allettanti e stimolanti visto l'orario, però c'è la concorrenza tra i video, YouTube, le immagini che vediamo, che si trovano nelle televisioni, eccetera, e il libro che ti presenta una ricetta. C'è una competizione? Ci sono Secondo problemi? me no, cioè da quello che vedo appunto c'è un grande sviluppo dell'editoria appunto sui temi della cucina, anche non solo le guide quindi per i ristoranti eccetera, ma proprio i ricettari molto trainati dalla televisione, quindi abbiamo, non so, Benedetta Parodi per esempio, che chiaramente va per la maggiore. Quindi il lancio da una parte, l'approfondimento. Sì, assolutamente, cioè il libro poi viene visto anche proprio quasi come una cristallizzazione, no, di qualcosa, c'è sempre questo tema, per cui una cosa che viene scritta una volta per tutte e di conseguenza è anche più impegnativo per chi la scrive, ma per chi la legge, per chi la percepisce come una cosa definitiva in qualche modo. E che ti resta. E che ti resta, e quindi il libro di ricettari e comunque libri che parlano anche e molto, questo è anche interessante, che sui libri tante volte si va un po' al di là di quella che è la semplice ricetta, ma si entra anche nel dettaglio, per esempio, della tradizione, di come si è arrivati a quella ricetta, di quali sono le abitudini alimentari, quindi il libro porta anche a questo tipo di approfondimento. E poi, come si dice, scripta manent, no? Esatto, le cose scritte restano nel tempo, le puoi attingere. Cristallizza in qualche modo, chi lo riceve come regalo, decide di comprarlo, lo fa secondo me non in concorrenza ma in concomitanza con tutto quello che abbiamo citato prima da YouTube. Concorrenza con l'ebook? Ecco, in realtà la concorrenza con l'ebook non è così grave come quello che sembra, anzi l'ebook un po' ricade nello stesso discorso che facevo prima, cioè l'ebook dà modo a molti che non leggono libri di avvicinarsi per la prima volta al libro, questo è un primo vantaggio soprattutto in Italia, e lo stiamo riscontrando proprio nei nostri negozi, che non è alternativo all'acquisto del libro. Molto spesso l'ebook che è piaciuto viene ricomprato in cartaceo. Ecco, questa è una cosa molto importante, e non lo dico io, libraio italiano, ma lo stanno dicendo i librai
inglesi, librai americani, dove l'ebook ha delle quote di mercato importanti. Da noi in Italia è intorno al 3%, in America ha superato il 25, quindi il 30%. Sta soppiantando non la lo sta carta. soppiantando, magari lo sta soppiantando nell'acquisto di un numero molto alto di libri. Uno acquista 10 libri, acquistava 10 libri, adesso ne acquista 5 perché comunque li prova, tra virgolette, prima sull'ebook. Ma poi anche nel lettore giovane, anche nel giovanissimo, anche nella generazione, chiamiamola digitale, la materialità del libro, intendo la copertina, la carta, le pagine da sfogliare, hanno una loro importanza, forse anche vederlo nella biblioteca posizionato in qualche modo è, diciamo, quell'insieme di analogico e digitale che credo non si possa evitare nel campo della cultura. Infatti. Una battuta ultima di auspicio, proprio pochissimi secondi. Ma io auspicherei che il cliente si spostasse di nuovo, diciamo, veramente nel negozio tradizionale, perché i negozi sono in grado di dare più garanzia, diciamo, nel rapporto qualità-prezzo al cliente. E oltretutto i negozi si stanno attrezzando per entrare anche sul mondo di internet e le associazioni dei commercianti stanno dando un valido supporto, e invito ovviamente tutti gli operatori a rivolgersi presso i nostri uffici, sia in termini di attività formativa per internet che in termini anche di attività di pubblicità per i propri negozi utilizzando sempre internet. Questa è una cosa importante, una cosa che auspichiamo, diciamo, che possa essere di supporto diciamo, per il futuro delle nostre attività. Benissimo, io vi ringrazio, siamo arrivati al termine, grazie a voi telespettatori di aver partecipato, averci scritto i vostri messaggi, scrivete le vostre mail, voi sapete che noi cerchiamo sempre di trovare l'opportunità con i nostri ospiti di dare anche risposta. TV7 con voi @triveneta.tv, grazie alla Camera di Commercio Venezia Opportunità e Confcommercio Unione Venezia. Al prossimo appuntamento, a domani, grazie.